comunque, forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te. Buonasera, voglio a Forza Napoli. Ragazzi, guardiamo insieme un po' questo mio doppio compaesano, sia di Napoli e sia di Ancona, perché questo che andrete ad ascoltare è uno che abita ad Ancona, ma è tifosissimo di Napoli. Guardiamo un po' questa conversazione telefonica in una trasmissione di Sport Italia condotta da Criscitiello. Guardiamolo un po' e poi la commentiamo il durante. Guardiamolo. Sono Patrizio, chiamo da Ancona. Però tifoso del Napoli, No, ovviamente. Ci sentiamo, ci capiamo soltanto dal buonasera. E tu già qua, sto fatto, proprio sta già su questa tua scena, già stai sulle palle. Andiamo avanti. Esatto, però io ho delle dimostranze da fare verso di te. E io sono qua a disposizione, la faccia ce la mettiamo sempre, non abbiamo paura di niente e di nessuno, dimmi tutto. E che paura devi tenere? Volessi capire? Già ti ha detto volevo fare un'osservazione su di te. Già tu con questa già mezza arroganza, ma andiamo avanti. Ma non devi avere paura, non fare sempre queste cose alla grande. Non ti preoccupare, falle tu le cose alla grande, cosa hai? Dimmi, cosa vuoi giovedì sera a mezzanotte e mezza? Vai, parla. A mezza perché c'è il programma d'orario? Non c'è problema, puoi chiamare quello Ci della facciamo mattina alle anche in 9. privato, non è problema. Abbiamo paura, chi sei? Presentati, vai, cosa vuoi? Ma che ti sta dicendo che tu hai paura, cosa vuoi? Ma quanta ignoranza, ma quanta prepotenza, quanta... Ma andiamo avanti. L'unica persona seria che c'hai è quella a fianco. E tu chi sei, scusa? Come ti permetti di parlare di persone serie ma neanche ti conosco? Mettici la faccia, nome e cognome e poi parli. Ma non c'è Chi problema. sei? Allora, la prima cosa, il signore, prima di intervenire in trasmissione, ha dato nome e cognome. Mettici la faccia, purtroppo non ce la può mettere, ma ce la metto io per lui, la faccia. Io abito pure io ad Ancona e mi chiamo Domenico Covone. Se vuoi la via e l'indirizzo te la do in privato. Però voglio sentire un po' che cosa c'hai da dire ancora. Continua. Cosa vuoi? Parla, cosa vuoi? Non mi atteggiare però. Non mi atteggi, parla. Arrogante e presuntuoso, se gli dai il tempo di parlare, lui forse parla. Se gli dai il tempo, ma visto che sei un arrogante e presuntuoso, dagli il tempo e poi lui ti dice la sua. Tu sei un ruffiano, no, che parli dalla mattina alla sera di Juve, Inter e Milan. Ma chi sei? Innanzitutto, allora amico mio, fermati un attimo. Ma dire un po' che stu scostumata, scrianzata si io fa parlare. Fermati un attimo, prima che c'hai da dire, fermiamoci. Innanzitutto così parli a tuo padre o a tua nonna se ce l'hai. E innanzitutto calmati, il ruffiano lo dice a tuo padre. Punto primo, stai calmo. Come cazzo ti permetti? Lui sta insultando te, che poi ti ha chiamato ruffiano, no? Ce l'ha con te, ma che c'entra il padre, la madre, la nonna? Che c'entra questo, ne? Imbecille ignorante, così ti devo chiamare. Che c'entra questo? Vediamo un po' che cosa ancora c'hai da dire. Devi stare calmo, ruffiano lo dice a qualcun altro. Se vuoi parlare con educazione, parli con educazione a casa mia, così non parli. Devi solo tacere. Se vuoi fare il napoletano lo fai a casa tua, qua non lo fai. Cosa hai da dire? Ecco qua, la ciliegina sulla torta, la solita frase degli ignoranti, dei caproni, dei strunza e dei scemi. Eccoli qua, come fanno pure a volte qua, io li metto al cesso suo, il solito napoletano, come se la disonestà oppure l'arroganza appartiene solo al popolo napoletano. Tu va faccia tu, non fare il napoletano. Tu ti sciacqua la bocca, ti sciacqua quando parlo dei napoletani, hai capito? Stronzi, ti devi sciacquare la bocca, la faccia ce la metto per chiamarti stronzi e coglione che non sei altro, non fare il solito napoletano. Il problema, sai qual è? Tuo e di tanti altri che dicono questo, che a voi è invidia. Da morire invidia voi ci soffrite, è gente che mostra il male di Napoli, che noi già sappiamo, ma lo dobbiamo combattere. È peggio di voi, perché vi dà spazio a voi di parlare merde che non siete altro.
Ma guarda un po' a Kiss, non fare il solito napoletano. Non fa, tu che buffa? Tu che tieni intenzione fa? O solito Avellinese, con tutto il rispetto agli amici di Avellino che ce ne ho tanti. Tu che buffa? Io spero che Sport Italia prenda provvedimenti come l'ha fatto con altri. Deve prendere provvedimenti perché questo è razzismo gratuito. Questa è discriminazione gratuita. Se il termine esatto è razzismo, forse è sbagliato, allora discriminazione gratuita. Non fare il solito napoletano. Non fare il solito. È una frase che ho sentito molte volte, ma molte volte mi successo loro. I faccia e faccia, solito napoletano. Ma perché tu sei meglio di me? Pupa faccia tu, solito napoletano. Vediamo un po' che cosa c'hai da dire. Munnez. In mezzo a napoletano, tu sei un pecorare da sono orgoglioso di essere un pecorare di Avellino. Ah, finalmente ce l'hai detto. Ah, mamma mia, è un pecorare. E lo stai trattando, caro amico. Tu l'hai trattato a questo chiamandolo pecorare. Tu l'hai trattato, ve l'ho detto con tutto rispetto agli amici di Avellino. Ma questa gente qua è gente munnezza, sta gente qua. Ma perché non te... Ma te ti credi che noi ci siamo dimenticati nella piazza di Udine? Ci siamo dimenticati di quello che tu hai fatto e i cori che hai cantato contro noi napoletani? Ci siamo dimenticati tu per quale squadra tifi? Per questo ti sciacqui la bocca? Per quale squadra tifo? Sai o no? Ci siamo dimenticati? Non ci siamo. Tu sei un rubendino e sfaccimmi e merda. Sì, hai capito o no? E sciacquati la bocca quando parli di noi napoletani, hai capito? Munnez! Cosa? Io non metto in mezzo la famiglia. E allora cosa vuoi da dire? Ruffiano, a chi lo dici? A chi lo dici? Vai! A te, tu sei un ruffiano. Bene, praticamente tu anche durante le trasmissioni che fai, praticamente appena per una palla a 30 secondi e ci ridi anche sopra. Ma cosa stai dicendo? Ma cosa dici? Ci sono le trasmissioni che ma cosa dici? Il problema è che tu stai ridendo la città di Napoli, non io. Con Radio 24 hai fatto le risatine pure sul mercato, non ti vergogni. Ma di cosa parli? Ma tu sei un frustrato. Tu sei un ruffiano. Sei un frustrato, sei un frustrato. L'unico frustrato sei tu, a te e chi ti ha messo in TV. Sport Italia, spero che prenda provvedimenti perché si una vergogna, sì. Si una munnezza, che sia il problema tuo. Poi a quello frustrato sei tu. Mettete scorno, Zingaro, con tutto rispetto, pure Zingaro, ma tu sei peggio. Inter è mirata la mattina alla sera e sta parlando a 30 secondi del Napoli. Vergognati, sei un ruffiano, sei un zerbino, fatti la croce, bravo. E vai, continua in pace, sei un ruffiano. Vergognati, lo sai qual è il problema di Napoli? No, ma ti dico il problema tra il signore che ha telefonato e tu, quello è il problema. La differenza, no il problema, la differenza tra il signore che ha telefonato e tu. Che il signore che ha telefonato ti ha chiamato ruffiano, tu niente di meno hai detto, ce lo dici a tua mamma, a tuo padre, gli hai dato del napoletano come se per te fosse orgoglioso di essere napoletano, come se per te sto fatto non fare il napoletano come se fosse una cosa dispregiativa. Ti vomiterei addosso, mi credi? Ti vomiterei proprio addosso, mi credi proprio sui figli, ti vomiterei addosso, perché gli tocca il mio popolo e la mia gente. Con me non te ne scambi. Si munnezza, torna a dire. Proseguiamo. Rimani lì. Tu il problema di Napoli. Io sono di Avellino, ora hai detto che sono pecorare di Avellino, adesso dici che sono... Non metti i napoletani in mezzo. No, i napoletani non li metti perché fai un fascio e non li metti. No, i napoletani... Tu offendi sempre, tu parli di Napoli se si rubano l'orologio, non parlo mai di Napoli se non si prende un calciatore, vergognati. Certo, ma l'ho finito di dire, ad Udine chi si è dimenticato lo schifo che cantava? Chi si è dimenticato? È normale che quello si parla di Napoli subito, in 30 secondi subito deve archiviare e fa il lecchino della sua squadra che tifa, la Juventus.
È normale questo è normalissimo sta cosa. E poi ovviamente fai il lecchino delle altre due squadre del nord. Gente come te, qua, non ci serve. Vai, esci da munizia, esci. Perché la munizia non tenim. Perché sei tu la prima munizia e quindi vai a traslocare là. Te l'ho detto, ti vomiterei addosso. Te lo dice un napoletano che vive ad Ancona, ma è tifosissimo del Napoli e difende la sua città. E quel fatto non fare proprio il napoletano è la ciliegina sulla torta per far capire quanto fai schifo. Cresciuti. Di solito a Napoli i cresciutelli sui cresciutelli di pane, e quelli sono buoni, perché poi i cresciutelli di pane fa fare altre pagnotte di pane. Tu non sei buono a niente. Tu non sei buono a niente. Spero che Sport Italia ti faccia qualcosa che ti tolga in questa trasmissione, perché tu devi fare solo la radio, magari la gente non ti vede manca. Ti sente solo, magari sente, poi metti tappa e non sente tanta merda che ti esce dalla bocca. Ciao voglio un bacione, sempre e solo Forza Napoli, perché tutto resta a munnezza e sicchiero. Ecco Bippo dica fa. Ciao voglio e Forza Napoli. Sempre e comunque, Forza Napoli! Un giorno all'improvviso mi innamorai di te.